La motivazione è alla base di chi inizia un'attività sportiva e più motivato sei, più determinazione hai e più facilità hai di raggiungere gli obiettivi che ti prefiggi. In ambito calcistico, Azerbaijan può ambire a qualificarsi a Euro 2024? Ci proviamo sicuramente, perché mai dire mai nella vita, però è un percorso difficilissimo, vedremo se saremo bravi, determinati, se saremo una squadra che non molla mai, probabilmente potremo sognare di fare questa impresa. Come sta vivendo questo mondiale senza Italia? La vedo da persona interessata al calcio in generale con dispiacere, perché è già il secondo mondiale di fila al quale non partecipiamo, e credo che per una nazione calcisticamente evoluta come l'Italia sia uno smacco terribile. Credo che l'Italia sia una squadra che può sempre ambire a vincere qualsiasi competizione, specialmente se ha tutti i giocatori a disposizione e si può prepararsi al meglio. Qualsiasi sport, che sia calcio, l'importante è che ognuno di voi faccia l'attività fisica che più gli è congeniale, che più gli piace, e cercare di farla con grande divertimento, partecipazione, specialmente se fate sport di squadra, condividete delle altre esperienze insieme a delle persone che poi vi serviranno nella vita per il lavoro futuro. Questa sera la nostra serata è stata imperniata sul tema sport e motivazione, un tema che coinvolge tutti, dai più piccoli agli anziani, soprattutto quando parliamo di motivazione. La motivazione aiuta a superare dei momenti critici, sia per quel che riguarda la condizione fisica, ma anche la condizione psicologica. Fare sport aiuta a vivere, aiuta a mantenersi sani, aiuta a avere relazioni anche con gli altri. Ecco, Banca per Alpi San Biagio, Noi per Noi, è attenta anche a questo aspetto, le relazioni tra le persone che abitano nella nostra società. Anche questo contribuisce al benessere di quelli che sono il territorio, al benessere della società, al benessere di tutte le persone che collaborano alla vita del territorio.